cheer the Yankees. They're gonna learn to fear the Yankees. Everyone knows they play to win. 'Cause they're the New York Yankees. Show them today why you're the Yankees. No other way when you're the Yankees. What do you say we win a brand new ball game? We're gonna shout when you're powder the ball. We're gonna scream, put it over the wall. The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E. Yes, we love the Yankees. Shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of our Yankees, and we wanna win today. 2, 3, 4, hit, run, high, score, go, go, go. We're gonna shout when you powder the ball. We're gonna scream, put it over the wall, yo. The other team's gonna know what it means to play the Y-A-N-K-E-E. Yes, we love the Yankees. Shout it out loud, we love the Yankees. We're really proud of our Yankees, and we wanna win today. Here come the Yankees. Let's get chance.
Cifalino Thomas, seconda base, col numero 34 Cortesi Yuri, interbase, col numero 9 Canuti Thomas, prima base, col numero 0 Gabriele Andrea, esterno sinistro, col numero 42 Ponemei Davide, esterno destro, con il numero 15 Tombari Jacopo, ricevitore, col numero 11 Signorile Tommaso PH, col numero 29 Valtucci Manuel, terza base, col numero 53 Pini Romano Santiago, esterno centro, lanciatore Ariello Tommaso, numero 3. Formazione del Fano col numero 13 Michele Alessandro, col numero 28 Graziosi Simone, con il numero 27 Fabio Matteo, col numero 8 Neri Lucio, il numero 77 Ruggeri Mattia Leon, col numero 1 Capogrosso Gabriele, col numero 23 Liberti Matteo, col numero 2 Beue, col numero 5 Novisacchi. Ci sono. Buona partita. E di nuovo in linea, seconda gara della giornata nel campo Siaguls Stadium di Fano, quinta partita. Sono i pellicani, mi dicono in inglese. Seconda partita, quinta partita di ritorno, seconda partita però tra l'incontro, la prima lo ricordiamo è stata vinta dalla New Rimini per 16-5, scusatemi. Vi ricordiamo che l'incontro è tra la prima e l'ultima del girone C in classifica. Dunque, seconda partita. Line-up del Rimini è cambiato. Lead-off è Thomas Cifalinò, poi a seguire Yuri Cortesi con il numero 34 interbase. Cifalinò è posizionato in seconda base. Il terzo del line-up è Thomas Canuti, numero 9, prima base. Il quarto è Andrea Gabrielli, numero 0, esterno sinistro. Il quinto Davide Bonemei, casacca 42, esterno destro. Il sesto Jacopo Tombari, casacca 15, ricevitore. Il settimo Tommaso Signorile, casacca 11, battitore designato. L'ottavo Manuel Balducci, casacca 29, terza base. Il nono è Romano Pini, casacca 53, esterno centro. Il lanciatore partente è Aiello Tommaso. Nel box di battuta è Thomas Cifalinò. L'arbitro è pronto mentre la squadra avversaria si dispone in difesa con il lanciatore partente Mattia Ruggeri, che si appresta a fare il primo lancio. Lo riceve il Lucio Neri col numero 8. Prima base abbiamo Fabri Matteo, numero 27. Seconda base Pietro Negosanti, casacca 5. Interbase Alessandro Micheli, casacca 13, e terza base Filippo Liberti, casacca 32. Poi abbiamo esterno sinistro Gabriele Capogrosso, casacca numero 1, esterno destro casacca numero 2 Begue El Agi, e l'esterno centro Simone Graziosi, casacca numero 28. Dunque noi siamo con il punteggio di un ball e 2 strike su Cifalinò Thomas. Parte dunque abbastanza bene Mattia Ruggeri, che ricordiamo non essere un lanciatore diciamo di ruolo, ma si è dovuto adattare perché oggi ci dicono che i giocatori tra infortuni e quant'altro sono veramente all'osso. 2-2 il conto e va K con swing. Allora, primo K nel box Yuri Cortesi. Giornata bellissima, non c'è una nuvola in cielo, leggera brezza che veramente raffresca la temperatura, e intanto il primo lancio è un ball
su Cortesi, su Yuri Cortesi. Secondo lancio è uno strike sul filo esterno, un ball e uno strike. Un lancio dritto. Terzo lancio, ball. 2 ball, 1 strike, il conto su Yuri Cortesi da parte di Mattia Ruggeri. Batte una rimbalzante verso la terza base, però esce prima di arrivare sul cuscino, pertanto si carica un foul ball. Il conteggio aggiornato sono 2 ball e 2 strike. E gira e va a strike out, secondo K consecutivo nel box. Sappiamo che nelle giovanili, quando era ragazzo e allievo, è stato un buon lanciatore che ha permesso di giocarsi le fasi finali. Nel box Thomas Canuti. Primo lancio entra con uno strike, Thomas lo guarda. Secondo lancio è ball, troppo basso. Batte una profonda volata, out al volo. F8, dunque termina la parte alta del primo inning senza nulla di fatto e noi andiamo in pubblicità.
La parte bassa del primo inning, formazione, line-up del Fano praticamente identico a quello di questa mattina. Il primo è Alessandro Micheli che lascia passare il primo strike sul filo basso, interbase, oggi pomeriggio. Secondo lancio è un ball interno. Palla in foul dietro ricevitore, un ball, 2 strike. Palla battuta verso il terza base che eliminazioni sul tempo 5-3. Alla battuta ora il numero 28 Graziosi Simone. Nel box Simone Graziosi, esterno centro. Primo lancio, swing. Secondo lancio rimane troppo interno. Ball, un ball e uno strike. Ancora ball. Due ball e uno strike il conto. Terzo ball. Palla battuta verso il seconda base che raccoglie ed assiste 4-3. Cipollino assiste per Canuti e il secondo eliminazione più in basso. Secondo out nel box Matteo Fabbri. Primo lancio rimane basso, ball. Secondo lancio ancora ball, esterno. Stavolta entra con uno strike sul filo interno. Due ball, uno strike il conto su Matteo Fabbri. Batte verso il terza base che raccoglie ed assiste per un 5-3. Termina la parte bassa, termina completamente il primo inning sul punteggio di 0-0. Pubblicità. Taking a
La coca di bicarbonato che Bicarbonato, lei lo sa che fa? Lo mischia insieme al sapone. Lei c'ha il Allora, di nuovo in linea, primo lancio su Andrea Gabrielli, uno chiama l'arbitro un lancio basso, che però lo chiama strike, dunque carica di uno strike Andrea. Leon continua imperterrito la sua secondo lancio, questo non può essere perché il ricevitore praticamente raccoglie la palla da terra. Un ball e uno strike il conto. Batte una palla alta e valida perché la corsa è stata lo Il sforzo. doppio di Gabrielli Andrea sull'esterno destro. Dunque una battuta doppia. E nel box adesso prima valida per Davide Bonemei. Di fatto Gabrielli colpisce una palla destinata sul filo esterno in campo opposto. Adesso Davide ha il compito di spingere ancora più avanti Gabrielli. Primo lancio è un ball, ottimo blocco del catcher che evita di far passare la palla e portare Gabrielli sulla terza base. Batte una palla alta in foul. Si porta il conteggio su Davide Bonemei, un ball e uno strike. Ancora foul sulla destra, si carica di 2 strike. Ball. 2-2 il conto. Battuta ancora in foul, leggermente in ritardo, poi non la colpisce in modo pieno, la palla va in foul oltre la recinzione, foul di destra. Palla persa dal catcher e porta all'avanzamento di Andrea Gabrielli sul cuscino di terza. Conto pieno nel frattempo, 3 ball, 2 strike su Davide Bonemei. Base su ball, quarto ball. Bonemei, base ball. Nel box Jacopo Tombari, Numero 15, Tombari, Jacopo. il ricevitore, con un out, corridori agli angoli. Vedremo se il manager Gilberto Zucconi chiama qualche rubata particolare.
Ah, 0 out, scusatemi, non un out, sì. 0 out. Out. Scelta difesa. Errore esentato di Liberty, eliminazione scelta difesa 5-4. Nel box Tommaso Signorile. Ora Un la out. battuta con numero 11 Signorile Tommaso. Salvo. Lui dà la palla laggiù e lui non lo manda a casa. Di. Con un out voleva evitare il doppio out forse. Gira, swing. Signorile. Ancora battuta in foul a destra, oltre la recinzione. Si carica del secondo strike. Tommaso Signorile, oggi posizionato come battitore designato nel line-up, settimo. Lancio alto. Dunque il conteggio è 1 ball, 2 strike. Altro ball, 2 strike. Gira un ball evidentissimo. Alla battuta ora con il numero 29 Balducci Manuel. Poteva andare sul contropieno, ma gira una palla altissima. Secondo out. Manuel Balducci nel box. Batte verso il terza base che raccoglie, tira e assistenza 5-3. Nulla di fatto, termina la parte alta del secondo inning con corridori sulle basi, ghiotta opportunità lasciata al Fano.
Parte bene con uno strike, battuta in foul. Alla battuta con il numero 8, Neri Lucio. Il partente del Rimini. Nel box abbiamo Lucio Neri, il quarto del line-up. Gira anche il secondo lancio in foul. 2 strike, massimo vantaggio per il pitcher. Palla battuta in bocca F6, prima eliminazione del parte bassa del secondo inning. Alla battuta con il numero 77, Ruggeri Mattia Leon. Nel box di battuta il pitcher partente Mattia Leon Ruggeri lascia il primo lancio, che è un ball, così decreta l'arbitro di Casabase, che è Carlo Ricchi, aiutato sulle basi da Carlo Rinnovatore. Secondo lancio è sempre un ball alto, 2 ball, 0 strike. Battuta verso il pitcher, che raccoglie e assiste 1-3 per la seconda eliminazione. Nel box il sesto, Gabriele Capogrosso, esterno sinistro. Sentite l'incitamento del pubblico di casa. Batte verso l'interbase, che raccoglie ed assiste un missile 6-3. Termina il secondo inning 0-0 e noi andiamo in pubblicità.
Di nuovo in linea dallo stadio Sigults Stadium di Fano. Incontro tra la prima e l'ultima del girone C Serie B di baseball campionato italiano. Nel box di battuta Romano Pini, l'ultimo dei line-up, lascia passare il ball. Batte subito il secondo lancio, uno strike destinato al foul di destra. 1-1 il conto. Batte, valida. Singolo nella ground left line di Pini. Nel box Thomas Cifanino. Primo lancio è un ball, la valida di Pini passa praticamente tra il terza base e la terza base, tra il giocatore e la terza base, una radente. Chiama con qualche, diciamo, attimo di ritardo strike il secondo lancio, dunque il punteggio va su un ball e uno strike. Stavolta non può essere strike, ball, 2 ball e uno strike. Cifalinò attende il lancio, lo sceglie attentamente. Thomas Cifalinò gira in foul sopra il dugout e di fatto si porta su 2 ball, 2 strike. Battuta verso l'interbase, doppio gioco, non è stato tentato, scelta difesa. Di Micheli che assiste Nicosanti per l'8 in seconda. Dunque non è una valida, ma è una scelta della difesa. Alla battuta ora col video 34 Cortesi Iuri. Un out, sempre corridori in prima. E nel box di battuta Iuri Cortesi. Il manager Gilberto Zucconi sta chiamando lo schema per portare il corridore in seconda base ed evitare dunque il doppio gioco. Lancio batte a terra, ottimamente fermato dal ricevitore. Lucio Neri, ricordiamo il nome. Secondo lancio chiama strike sul filo esterno. 1-1 il conto. Out al volo. Doppio gioco. Doppio gioco che chiude così il terzo inning con l'eliminazione L5 3. Termina il
Inizia la parte bassa del terzo inning, Alla battuta qui con dallo il stadio numero del 22, baseball di Liberty Matteo. Fano. Liberty Matteo gira il primo lancio in foul, si carica di uno strike dunque. Ancora girata in foul, dietro il catcher, 2 strike. Terzo lancio rimane alto, dunque ball. Altro ball, 2-2 il conto. Palla in foul a destra, conto invariato, 2-2, 2 ball, 2 strike. Con il terzo ball si va sul conto pieno. Colpito. Liberty Filippo conquista la prima base sul colpito. Alla battuta con il numero 2, Begue. Il sesto lancio colpisce al corpo il battitore Liberty Filippo e dunque guadagna la base camminando. Nel box Begue mostra il mount, il ricevitore non prende la palla, su un ball c'è l'avanzamento di Liberty nel cuscino di seconda. Togliamo la maschera quando casca la palla, dai. Così la vediamo. Secondo lancio ball. Strike. 2 ball e uno strike. Bunt e strike. Mostra il bunt ma lascia la mazza. E strike out. Una bella curva lascia di Strikeout looking di Aiello Tommaso. Alla battuta ora con il numero 5, Negosanti Pietro. con il corridore in seconda, un out
nel box l'ultimo battitore del line-up, Pietro Negosanti. Parte subito con uno strike nella parte bassa dell'area. Ancora strike con swing. Strike out looking, secondo K consecutivo. Strike out looking di Aiello Tommaso. La battuta ora con il numero 13, Micheli Alessandro. Riparte il line-up con Micheli Alessandro, sempre corridore in seconda. Stavolta con 2 out. Batte ma colpisce la palla in foul alle nostre spalle. Dietro il ricevitore si carica di uno strike Alessandro Micheli, interbase e lead off della seconda partita. Secondo lancio è un ball, rimane probabilmente interno. Un ball e uno strike. Stavolta è strike, sempre guardato da Alessandro Micheli. Un ball, 2 strike. Adesso non potrà tendere, nel dubbio sicuramente cercherà il contatto. Eccolo qua, K, terzo K consecutivo, cambia, termina il terzo inning, sempre 0-0, pubblicità. Dallo stadio del baseball di Fano, Alla battuta ora con il numero 9, quarto Thomas. inning alto. Nel box di battuta Canuti Thomas nel confronto tra la prima e l'ultima della classifica girone C della Serie B baseball, campionato baseball italiano. Canuti gira subito una profonda battuta. No, sulla rete. Un doppio sulla rete, bella battuta profonda. Un doppio però.
La battuta in doppio di Canuti. Gira subito il primo lancio, una battuta profonda, probabilmente troppo alta, però ribatte all'altezza di 1 metro e mezzo sulla rete. Ora la battuta col numero 0, Gabrielli Andrea. Andrea Gabrielli adesso con il compito di spingere più avanti il proprio compagno. Gira il primo lancio sul filo esterno, ma uno swing che non impatta la palla. Adesso deve scegliere attentamente i lanci. Nulla di buono da parte del giovane pitcher. Lancio ottimamente bloccato, un ball. Stavolta aveva optato per un lancio sul filo basso, gli rimane troppo bassa la palla al giovane pitcher fanese proveniente dalle giovanili dello Junior Rimini. Terzo lancio, scusatemi, è un ball, rimane esterno. 2 ball e 1 strike. Si gira, ma gira con la mazza, forse non si sa se era un tentativo di evitare il contatto. Si carica del secondo strike. Una dritta, una bella veloce interna, non è letta bene da Andrea Gabrielli. Batte una palla che va sull'interbase e Micheli che assiste per Fabri, 6-3. eliminazione 6-3. Palla colpita non forte. Ora la battuta col numero 42, Bonomei Davide. Con una Avanzamento perché l'uomo sì. palla è cascata lì vicino, non ha potuto venire avanti. Non c'è potuto, sì, non è l'avanzamento. Sì. Se andavo in seconda avanzavo. Nel box Davide Bonemei. Entra subito con uno strike, uno sliderino di buona velocità. Si carica di uno strike Davide. Questa volta è un ball e uno strike. Colpito sia Anche l'arbitro in prima. colpito prima il Bonomei in prima base per colpito. Prima il giocatore, poi l'arbitro. secondo arrivo in base senza battuta per Bonemei, prima base per ball, adesso colpito. Nel box di battuta Jacopo Tombari. Adesso bisogna sfruttare queste occasioni, corridore in prima, corridore in seconda. No, un out. Lancio alto, ball. Gira una palla in foul. Fuori dal campo. Un ball e uno strike, il conto su Jacopo Tombari. Contatto.
Out al volo, Il volo di Capogrosso che ha preso il secondo out dell'inning. che non permette il pestacorri al corridore della New Rimini. Secondo out Alla battuta ora con il numero 11 Signorile, Tommaso. nel box Tommaso Signorile. Primo lancio è uno strike, il solito slider, parte sempre con uno slider guardato da Tommaso Signorile. Due out, corridori in prima e seconda base, battuta. Cos'è? Sentiamo se è errore. Errore. Orrore. Presa al volo. E punto a casa. E entra il punto con la battuta, entra un RBI. Primo punto della partita, punto che sblocca lo 0-0. Corridori agli angoli. Alla battuta Nel ora box Balducci. Manuel Balducci. Lancio è alto, ball. Gira il secondo lancio in foul profondo sulla destra, oltre la recinzione. Un ball e uno strike, il conto su Manuel Balducci, terza base. Vedete che il catcher chiama lo schema difensivo. Nella terza abbiamo Bonemei. Rubata. Lancio pazzo, entra il secondo punto e permette l'avanzamento dalla seconda alla terza di Tommaso Signorile. Dunque il conto è aggiornato, sono 2 ball e 1 strike. Forza difesa! Lancio strike. 2-2 il conto su Manuel Balducci. Batte una rimbalzante, entra il terzo punto. Sentiamo se è una valida. Tutta valida nel Valida. side con un RBI. Considerata valida dal classificatore, fa entrare il terzo punto, corridore in prima e nel box il Romano Pini per la seconda volta con l'ultimo, col numero 53, l'ultimo uomo del line-up. Gira il primo lancio senza impattare la palla, uno swing.
Lancio ball, questa volta è basso esterno. Un ball e uno strike. Gira una palla alta, Romy, in foul dietro, fuori dal campo, dietro di noi. Si carica dunque del secondo strike, un ball, 2 strike. Possiamo dire che regala un lancio al pitcher. Lancio pazzo, questa volta il blocco non riesce, la palla schizza sulla spalla, sulla protezione, comunque permette a Manuel Balducci di arrivare sul cuscino di seconda. Il conto sul battitore Romano Pini sono 2 ball e 2 strike. Piccola conciliabolo tra breve conciliabolo tra il catcher e il partente, giovane partente Leon Mattia Ruggeri. 2-2, corridore in seconda, 2 out. Battuta leggermente anticipata, la battuta che sarebbe stata veramente incisiva, profonda. Sinistra, quindi vuol dire che Sì. il calciatore non c'è la palla. Perché forse era una pallina all'interno, dunque il conto è invariato, 2 ball, 2 strike, 2 out sempre. Questa battuta verso l'interbase che raccoglie e assiste per l'eliminazione 6-3. Termina la parte alta del quarto inning sul punteggio di 3-0. Di nuovo in diretta, parte bassa del quarto inning, nel box di battuta il secondo del line-up, Simone Graziosi. Gira subito una incisiva battuta, una linea che esce di poco dal diamante sulla parte destra, prima base, dunque si carica di uno strike. Battuta veramente Se passava faceva male. pericolosa, sì. Lontano. Stavolta è un ball.
Battuta verso il secondo base che raccoglie e assiste. Tutta valida. È valida. nella seconda base. Valida. E ora la battuta con il numero 27, Fabbri Matteo. Nel box di battuta Matteo Fabbri. Gira subito il primo lancio in foul a destra. Diciamo che prima la valida è arrivata sul tempo, veramente veloce è stato il corridore, battuta che era lenta, ha dovuto raggiungerla, si è spostato il secondo a base ma non l'ha fatto in tempo per raccogliere e tirare in tempo, che perché l'assistenza è stata un'assistenza non molto veloce. Sì, sì, molto spostata, infatti il classificatore l'ha considerata una valida. Swing, di nuovo 2-0 il conteggio. Segnali del manager Furiassi, sempre segnali in codice. Palla bassa, ball, un ball, 2 strike. Pick-off, nulla di fatto. Il corridore Simone Graziosi non si stacca più di tanto e pertanto fa in tempo da arrivare salvo sul cuscino di prima. Lancio ball, è una palla con effetto che cade prima di arrivare sul guanto del ricevitore. 2-2 il conto. Corridore in prima, 0 out. Parte bassa del quarto inning. Battuta profonda. Valida. Il singolo esterno centro di Fabbri. Sì. Graziosi in seconda base. Seconda valida consecutiva. Si è mosso all'esterno ma non ci è arrivato all'esterno quindi. Forse giocavano più profondi. Numero 8, Neri, Lucio. Lucio Neri, corridori in prima e in seconda, prima opportunità per i padroni di casa con 2 corridori sulle basi. Pick-off, nulla di fatto. Furiassi cerca di costruire il punto con il bante facendo avanzare i rispettivi corridori con un tentativo di bunt. Primo lancio è un ball alto interno. Palla
spizzate in foul dietro il ricevitore, un ball e uno strike. Si stacca dalla pedana il pitcher per far tornare indietro il corridore Simone Graziosi. Lancio rimane molto alto. Due ball e uno strike. Out, ma fa il suo lavoro. Bunt di sacrificio, ben riuscito, raccolto però dal pitcher che tira per la prima eliminazione dell'inning nel box Mattia Ruggeri. Battuta al numero 77 Ruggeri Mattia Leone. Seconda e terza base occupate, prima base libera. Primo lancio è un ball, così decreta l'arbitro. Battuta profonda, sarà una out al volo del Eliminazione al volo di Gabrielli, F7, secondo out. Non ha permesso il pestacorri. alla battuta ora con il numero 1 Capogrosso Gabriele. Gabriele Capogrosso, autore prima di... No, venire avanti, no? Dopo porta la palla molto avanti, loro non sono andati. Se erano laggiù in fondo era diverso. Forse anche il vento un po' l'ha aiutato. Avrebbe rotto la palla. Adesso basta fare l'auto in prima. Primo lancio è un ball. No. Sempre corridori in terza e seconda base. Secondo lancio è un ball. Due ball, 0 strike, 2 out. Battuta è valida. Ha battuto un singolo nel Singolo. center di Capogrosso con un punto a caso. Entra il primo punto per la squadra locale, sottolineato dalla tifoseria di casa. Corridori agli angoli, Matteo Fabbri sul cuscino di terza e Capogrosso sul primo. E nel box di battuta il numero 32, nonché terza base di Berti Filippo, prima arrivato in base dopo essere stato colpito dal pitcher della New Rimini,
Allora, su lancio che è considerato un ball, c'era un gioco, un tentativo di giocata per sorprendere il corridore, ma non è riuscito. La rubata è andata in porto, ma non è accorso il corridore e pertanto nulla di fatto. Battuta in foul, un ball e uno strike. Secondo strike sul filo esterno, un bello slider. Un ball, 2 strike il conto. Questo è un lancio alto, nulla di fatto, 2-2 il conto, 2 ball, 2 strike e 2 out, sempre corridori nel terzo e secondo cuscino. Battuta ancora in foul, conto invariato, 2 ball, 2 strike. Lancio alto, conto pieno. Lancio pazzo, bloccato, lancio rimbalzante, bloccato, base ball. La baseball per Liberty Filippo. Seconda base conquistata camminando da Liberty e adesso nel box l'ottavo giocatore di origini di carnagione scura, probabilmente italiano. Il primo lancio è un ball, basi piene. Altro ball, questa volta è alta interna. Visita del bianco al pitcher. Suggerimenti sicuramente da dare per dare tranquillità al lanciatore. Vedete Del Bianco dà ancora fiducia al partente. Tommaso Aiello, 6, 5, 6 li lancia tutti. Il punteggio, lo ricordiamo, è 3-1, basi piene, 2 out, però buona opportunità per la squadra locale. Entra questa volta con uno strike. Bague guarda la palla,
gira lo swing, 2-2 il conto. E va K. Dunque termina il quarto inning sul punteggio di 3-1 e noi andiamo in pubblicità. Ricordati swing di Aiello, Tommaso. Di nuovo in linea, parte alta del quinto inning, Alla battuta, ora novità Cifalino, Thomas. nel pedana di lancio, scende Mattia Ruggeri, entra Graziosi Simone, Ruggeri va a interbase, qualche cambio interno, ma i giocatori sono sempre gli stessi. Parte subito con uno strike sul lead off, Thomas Cifalino che lo guarda, gira il secondo lancio, lo spizza in foul, si carica del secondo strike. Lanci meno veloci, traiettorie più curve. Lancio esterno, un ball, 2 strike su Thomas Cifalino. Altro ball, 2 ball, 2 strike.
Ce lo ricordiamo questa mattina, lanciatore non di particolare velocità, ma cerca sempre i fili e di cambiare costantemente la parte dello strike. Conto pieno, 3 ball, 2 strike. Uno slider che non entra nell'aria. Basi su ball. Ecco. Alla battuta ora con il numero 34 Cortesi Iuri. Nel box Yuri Cortesi, dopo l'arrivo in base sul ball, suggerimenti dal dugout per scegliere attentamente i lanci buoni. Prima Cortesi Yuri, autore. Quindi tocca stare attenti in primo. Sì, sì, lanciatore mancino. Lancio ball. Che puoi prendere tanto che ti vede negli occhi. Ah sì. Però è più avvantaggiato se arrivi in terza perché ce l'hai alle spalle. Però ci devi arrivare. Sono d'accordo. Per arrivare in terza Diciamo che in ne devi... salita fino alla seconda, dopo la terza comincia la discesa. Vedi? Pick off, molto telefonato. Chi copre, insomma, Matteo Fabbri ha tentato di toccarlo sul casco, nulla di fatto. Uno strike sul filo interno, 1-1 il conto. Questa volta lo slider è entrato proprio sul filo esterno, la palla che tende a uscire, poi con l'effetto rientra e passa sul filo, come ripetevo. Di nuovo pick off, nulla di fatto. Non sorprende Thomas Cifalinò sul cuscino di prima. 1-1 il conto, un ball e uno strike sempre su Yuri Cortesi. Palla alta. Un poco scontrollato. Sì. Piccola... Il ricevitore lo va a prendere. Piccolo conciliabolo tra il ricevitore e il lanciatore. 2 ball e uno strike il conto su Yuri Cortesi. Ancora pick off, nulla di fatto. Mi sembra che più lanciano male, più pick fare in prima. Il lanciatore lancia bene. Altro lancio alto, 3 ball e uno strike. Base su ball, seconda base su ball concessa dal rilievo fanese. Cortesi in Nel- baseball. Alla battuta ora con il numero 9 Canuti Thomas Canuti nel box, corridori in prima e seconda base. Nel frattempo Mimmo Furiassi va a fare la visita sul proprio lanciatore. Rilievo. Noi possiamo, credo, fare una piccola pubblicità
Mandare. Terminata la visita al quinto inning, parte alta il quinto inning, nel box di battuta Thomas Canuti, ancora fiducia concessa al rilievo del Fano, lancio ancora ball, alto ed esterno, rilievo ricordiamo Simone Graziosi con il numero 28, prima posizionato esterno centro. Strike questa volta. Un ball e uno strike, ancora ball, 2 ball e uno strike adesso, l'aggiornamento del conteggio. Lanci sempre carichi di effetto. Battuta verso il terza base che Toccato, eliminato. Scelta difesa. no, è eliminato, scelta difesa, eliminato perché dice che è uscito dalla corsia l'arbitro. Allora, scelta difesa su Eliminazione per regola e adesso il primo out. battuta in campo opposto di Gabrielli, entra con RBI, valida con RBI. Battuta valida nell'esterno destro con un RBI. Entra il quarto punto per la New Rimini. Allora, battuta Bonemei, bella. Box di battuta, Davide Bonemei, corridore agli angoli. Vediamo lo schema che chiamerà con il codice il manager Gilberto, sì, Zucconi. Primo lancio, chiama uno strike con leggero ritardo, la palla che mi sembrava alta, per l'arbitro non è così. Si carica subito dunque di uno strike Davide Bonemei, sempre corridori agli angoli. Battuta alta, alta, un peste e corri probabilmente, no, foul, batte sulla recinzione ma oltre la linea del foul di sinistra, secondo strike. Secondo strike, 0 ball. Adesso deve difendere ancora si difende in foul, sempre
questa volta battuta schiacciata a terra, ma sempre oltre il foul a sinistra. Conto invariato, 2 strike, un out, corridori sempre agli angoli. Stare attenti a non prendere il doppio gioco. Prima Sì, l'abbiamo preso. lancio questa volta è basso, sfiorano le punte dei piedi di Bonemei, dunque un ball, 2 strike. Sembra che abbia aumentato la velocità. Battuta verso il seconda base, speriamo che non sia il doppio. Salvo! Perché si è staccato, era staccato. Sono scelte di difesa senza auto di Negosanti. Allora, valida. Punta casa. Tutti i saldi entrate in punto. Però ho detto scelta difesa, non è valida. Scelta difesa no, Sì, però alla fine non l'ha fatto. No. però ho detto scelta difesa. Così ho detto, io schermo. Così dice il classificatore, scelta difesa. Anche se poi la Basi, ah no, scelta difesa è entrato il punto però, un RBI. Allora, 5-3. Primo lancio è ball, troppo basso sui piedi. 5-1, scusatemi, 5-3, 5-1 il punteggio. Lo vedete nello schermo, sovraimpresso. Battuta a un poppone profondo. Foul ball, fortuna, viene graziato dalla mancata presa del prima base, un pop altissimo. Un ball e uno strike, il conto su... gli occhi al cielo, o c'hai gli occhiali da sole o fai fatica. E lui gli occhiali non li ha. Il sole ce l'aveva alle spalle, però il problema è che gli è andato lui, gli è andata la palla con l'effetto e si è lasciato scavalcare, sì. Si gira. 2 ball, 1 strike. Uomo in primo, uomo in secondo. Sì, sì. Corridori in prima e seconda base. Seconda base c'è Andrea Gabrielli e poi c'è Bonemei. Battuta. Oh, errore. Sono tutti lì, quindi non Tutti salvi. sono tutti, in seconda base e l'interbase erano tutti là, quindi non è riuscito neanche a fare l'out lì. Arrivo su errore del seconda base. E Errore di guanto. Gabrielli in terza base. Tutte le basi piene. Un out. Un out, basi piene. E nel box di battuta con il numero... Chi c'è? Cambio. Ah, sostituzione. 99 entra al posto dell'11. Signorile quindi? Si esce su Gnurile, entra Cambio del DH. sì, del DH. Montanari. Battute. Entra il numero 99 Montanari Tommaso al posto del numero 11 signorile Tommaso. Primo lancio sempre DH, stesso ruolo immagino. Battuta sul seconda base che raccoglie, out, scelta difesa Però appunto entra. 2 out. ed entra il terzo punto, 6-1.
battuta verso il seconda base che raccoglie e assiste l'interbase per l'eliminazione. Difesa 4-4-6 e punto a casa. Ho fatto un po' piano perché lì si poteva fare anche il doppio gioco, mi capito bene. Nel box di battuta adesso abbiamo Balducci Manuel. Lancio ottimamente fermato dal catcher. Alla battuta Balducci Manuel. Gira, impatta però la palla in foul Manuel Balducci, un ball e uno strike il suo conto, 2 out, punteggio lo ricordiamo è aggiornato, 6 per l'Agno Rimini, 1 per i locali del Fano. Ancora battuta in foul, questa volta a destra. Un ball, 2 strike, il conto, 2 out. Battuta, credo vada sul guanto dell'esterno centro. F8 termina il parte alta del quinto inning, 6-1, pubblicità. Aspetta, non troppo si guarda. Come qui? Non devo muovere niente. Ok. Meglio? Sì. Me l'hai data? Allora, parte bassa del quinto inning, nel box di battuta Negosanti batte, gira subito in foul, si porta sul conto di 2 ball e 1 strike. L'ultimo uomo del line-up batte verso il seconda base che raccoglie e assiste il prima base per l'eliminazione 4-3. Primo out del parte bassa del quinto inning.
Bunt a momenti preso al volo molto alta, sì. Sì. Si carica di uno strike con il bunt in foul. Stavolta palla rimane alta, non la gira, un ball e uno strike. Bisogna entrare con più velocità magari. Eccolo qua, foul. Alessandro Micheli si carica del secondo strike. Un ball, 2 strike. K. Seconda eliminazione. Eliminazione in straccato sul video di Aiello. Nel box Simone Graziosi, autore prima del turno precedente di una valida, battitore mancino. Bello strike sul filo esterno. Altro strike. Che finisce nel guanto. Sì. Una palla spizzata nel guantone del ricevitore. Questa volta è troppo esterna. Ball, un ball, 2 strike, 2 out. Nessun Fanese sulle basi. Ancora ball, 2 ball, 2 strike. Strike out, Looking. Termina il quinto attacco, sempre punteggio 6-1. Pubblicità. In linea di nuovo dal Sigul Stadium di Fano.
Serie B del campionato di baseball italiano, girone C, quinta giornata di ritorno, seconda gara della giornata, parte alta del sesto inning. Nel box di battuta Alla battuta con numero Pini 3, Romano, Pini Romano Santiago. che lascia passare il primo strike, lo guarda, la palla interna, batte il secondo, una volata preda dell'esterno sinistra, F7. Nel box di battuta il lead-off Thomas Cifalinò per la terza volta nel box. Un arrivo in base per ball, il primo turno è dato K e poi l'altro è arrivato in base onestamente per scelta difesa. Battuta ora con il numero 24, Cipollino Thomas. Vediamo, serve pazienza con questo lanciatore, preciso, non particolarmente veloce, ma gira intorno all'area dello strike. Primo lancio, si abbassa per evitare di essere colpito. Ball. Secondo lancio, quello slider sul filo esterno, la guarda, un ball e uno strike. Battuta sempre alta, sempre in direzione del F7, stessa presa di prima, anzi con meno corsa. Nel box di battuta Yuri Cortesi, 2 out. Palla che si impenna troppo, servono più delle linee piuttosto che delle volate. Chiama strike sempre sul filo esterno, Cortesi guarda la palla. Sembra che abbia acquistato precisione, batte verso il terza base, sentiamo, valida. Adesso nel box Thomas Canuti con 2 out e il corridore batte, buona, una velenosissima palla sul filo del foul di sinistra e un singolo, ma spinge avanti di 2 basi, dunque in terza Yuri Cortesi. Nel box Andrea Gabrielli con i corridori agli angoli. Bellissima battuta, velenosa, batte su. Primo lancio, l'arbitro chiama uno strike sul filo esterno, basso. Gabrielli guarda la palla e attende il secondo lancio. Batte in foul, si carica del secondo strike sulla parte destra, oltre il foul di destra. Massimo vantaggio per il pitcher. Ancora battuta,
profonda, stavolta out al volo, F9, non si fa in, diciamo, allumare dal sole, e termina il sesto inning senza nessun punto messo nello score. Parte bassa del sesto inning, primo lancio per il nuovo entrato Daniel Muzzarelli al partente Tommaso Iello. Allora, il primo lancio un ball e poi lo segue uno strike guardato dal Matteo Fabbri, il primo battitore che incrocia. Gira il terzo lancio, lo manda in foul. Si carica dunque del secondo strike, un ball e 2 strike. Fabbri Matteo. Palla battuta verso il seconda base che aggredisce la palla e assiste per l'eliminazione. 4-3. Assistenza di Cifrino per Canuti del primo out del sesto inning. Nel box Lucio Neri. Palla rimbalzante, arriva
relativamente comoda al seconda base che l'aggredisce. Alla battuta, ora con il numero 8, Neri Lucio. Adesso nel box Lucio Neri, numero 8, ricevitore. Primo lancio è basso, così decreta l'arbitro Carlo Ricchi di casa base. Batte una valida di Neri Lucio. Sentiamo La battuta è valida in singolo di Neri. nel E ora box. la battuta col 77 Ruggeri Mattia Leone. Nel box di battuta Mattia Ruggeri con un out e corridore in prima base. Dunque una eliminazione, una valida per il rilievo Daniel. Primo lancio è un ball. Mattia Ruggeri non gira la mazza. Secondo lancio ball. Doppio gioco. Il doppio gioco 6-4-3. Cortesi assiste Ceferino per l'auto, Ceferino assiste Canuti per il doppio gioco. Termina il sesto inning. Pubblicità.
Parte alta del settimo inning, nel box di battuta Davide Bonemei. Quarta apparizione sul box per Davide. Sempre il rilievo mancino. La parte con un ball. Simone Graziosi. Valida di Bonemei. La valida nell'esterno sinistro. Bonemei colpisce lungo il filo del foul, vicino al filo del foul di sinistra. Ora con il numero 15, Tombari Jacopo. Adesso nel box di battuta Jacopo Tombari, il ricevitore della seconda partita. Scherma al sole. Anche se si muove, scherma al sole comunque. Mio figlio fa rimane, perché è pugno, è sempre così. Valida un rospaccio che comunque non porta al doppio avanzamento, corridori in prima e in seconda base. Classica battuta Rospo. Rospo più che valida, più che V1, R1. Di Tombari che arriva in primo posto. Ora la battuta con il numero 99 Montanari. Montanari che ha sostituito Tommaso Signorile. Parte subito con uno strike guardato da Montanari, da Tommaso. Gira il secondo lancio, questo probabilmente meno strike dell'altro, nel dubbio, però va sotto e lo manda in spizza i lanci in foul. Si carica di 2 strike, adesso deve difendere a tutti i costi. Box. Batte valida, un altro rospo mi verrebbe da dire. La battuta valida nell'esterno sinistro di Montanari. Battuta presa male, però scavalca il terza base. Non era di nessuno. Basi piene, 0 out nel box di battuta. Manuel Baldacci sì. Batte una volata per il peste e corri, volata di sacrificio, un punto RBI. La battuta volata di sacrificio. Va bene, un punto comunque è entrata Balducci. con RBI. Con punto eliminazione di Begue. E nel box di battuta Romano Pini per il settimo punto. 7-1. E Corridori sì, in prima e seconda base. Batte un'alta volata questa volta. Out al volo dall'esterno sinistro. Ha preso il volo di Capogrosso per il secondo out. F7 di nuovo come il turno precedente e nel box di battuta il lead off Thomas Cifalinò con 2 out e Corridori sempre in prima e seconda base. Non bisogna essere frenetici, bisogna aver pazienza e cercare di colpire la palla migliore. Quinta apparizione, no, si scansa per poco. Un ball su Cifalinò, su Thomas.
Out al volo, sempre F7. Volo di Capogrosso che chiude così il settimo. Un bel esterno sinistro. Termina il parte alte del settimo inning sul punteggio di 7-1. Pubblicità. Di nuovo in linea, parte bassa del settimo inning, sostituzione in difesa, entra Perazzini Enrico al posto di Baldacci Manuel, ma Enrico va a coprire la seconda base e in terza base invece va Thomas Cifalinò. Due strike sul battitore Gabriele Capogrosso. Terzo lancio è un ball. Strike out looking. KL. Nel box Filippo Liberti. Lo strikeout looking di Perez. Battuta. Primo lancio è un ball, guardato dal numero 32 Liberti Filippo. Liberti Filippo, guarda passare il primo ball, sempre in base fino adesso, la prima volta colpito, la seconda volta base per ball, questa volta è uno strike sul filo esterno, la classica sinker di buona velocità. Altro strike, stavolta è un slider e K girato. Liberti Filippo. Dal lanciatore Perez. Nel box La battuta ora con il numero 2 Mbegu. Con 2 out, Mbegu nel box di battuta. Gira la prima palla senza uno swing, senza trovarla.
Secondo lancio rimane basso, un ball e uno strike. Swing, un ball, 2 strike su un Begu. Palla che rimane bassa, 2 ball, 2 strike. Strike out, looking. K looking. Di Perez che chiude così il settimo inning. Termina il settimo inning sul punteggio di 7-1, pubblicità. Alla battuta ora col numero 34 Cortesi Yuri. Dai. Parte alta dell'ottavo inning. Nel box battuta Yuri Cortesi batte subito la prima palla. Eliminazione al Prate. volo di Micheli per il primo out dell'ottavo inning. Preda dell'esterno centro, eliminazione F8. Nel box Thomas Canuti. Alla battuta ora con il numero 9 Canuti Thomas. Primo lancio chiamato strike sul filo esterno. Secondo lancio girato in foul alle nostre spalle. Ovvero dietro il ricevitore. Due strike, 0 ball. Battuta sul pitcher, valida. La battuta è valida nel middle inside di Canuti. Ora alla battuta il numero Andrea Gabrielli, quarto del anzi un out, corridore in prima, Andrea Gabrielli pronto nel box.
Primo lancio è alto, ball. Gira al secondo lancio, spizza la palla in foul. Dietro il ricevitore, nella parte destra, un ball e uno strike. Battuta verso il terza base. Si è piegato, hai visto? Arriva a salvo, adesso vediamo se su errore o è valida. No. Ci pensa troppo. Tutta in singolo. Singolo, valida di Andrea Gabrielli. Nel box Davide Bonemei con corridori in prima e seconda base. Primo lancio è basso. Ball. Batte Davide Bonemei. Questa però è una valida con punto RBI, è un doppio. Il doppio nel left center con un RBI. Ed entra all'ottavo punto con i corridori in terza e seconda base. Jacopo Tombari nel box con un out, la prima libera. Ricevitore. Strike sul filo esterno. Tombari guarda la palla, la lascia passare. Una battuta in campo opposto servirebbe. Questa volta gira la palla, la spizza in foul dietro le spalle del catcher. Si carica del secondo strike, adesso deve difendere senza esitazione, nel dubbio deve girare e picchiare. Questo è un ball eclatante, esterno basso, un ball, 2 strike, il conto su Jacopo Tombari. Batte ancora e si difende in foul alle spalle del catcher. Sempre un ball e 2 strike. Batte ancora in foul. Catcher dopo una estenuante corsa non fa tempo a arrivare sulla palla e pertanto Tombari rimane in vita, sempre con il conteggio di un ball, 2 strike. Foul ball davanti all'ingresso del dugout amico del Fano, chiaramente.
Secondo ball, 2 ball, 2 strike. Battuta in foul, ennesimo lancio. Tombari difende strenuamente il proprio box, il piatto. Base su ball. Ottimo turno, oserei dire, di Tombari. Alla È battuta stato ora lì. con il base su gol di Tombari, alla battuta con il numero 99 Montanari Tommaso. Terzo turno per Tommaso Montanari. Un out. Basi piene. Bisogna evitare il doppio gioco. Serve una bella linea. Oppure una volata di sacrificio. Va bene lo stesso. Palla girata in foul a sinistra. Si carica di uno strike. Lancio pazzo, entra al secondo punto dell'inning, nonché il nono punto, 9-1. Andrea Gabrielli ha sfruttato il lancio pazzo e c'è il doppio avanzamento e pertanto si è evitato teoricamente il doppio gioco. Un ball e uno strike, il conto su Tommaso Montanari. Altro lancio ball, no. Un ball, 2 strike. Adesso deve difendere con un ball e 2 strike. E difende con una bella valida. Entra un punto, corridori agli angoli. Esterno centro di Montanari con un RBI. Terzo punto dell'inning. Il punteggio si sta fissando sul 10-1. Alla battuta ora con il numero 27 Perazzini Enrico. Enrico Perazzini. Cambio. Entra Perazzini. Sì, c'è stato da prima, ma a cambio prima del pitcher esce il rilievo mancino Simone Graziosi e ora vediamo, sale sul monte il Poi glielo diciamo. Capogrosso. Allora, ok, noi andiamo in pubblicità.
Allora, terminiamo la pubblicità. C'è stata la sostituzione del lanciatore. Il primo rilievo, Simone Graziosi, è stato sostituito da Gabriele Capogrosso con il numero 1. Capogrosso, che era esterno sinistro, è stato sostituito dal lanciatore, che è sceso nella stessa posizione. Primo lancio è un ball. Nel box invece abbiamo per la prima volta Enrico Perazzini, che era subentrato precedentemente in difesa e adesso per la prima volta si trova nel box di battuta. Il secondo lancio è un ball. Anche sicuramente immaginiamo Gabriele Capogrosso, probabilmente non è un lanciatore di ruolo. Entra con lo strike, terzo lancio. Dunque 2 ball e uno strike su Enrico Perazzini. Tre ball, uno strike. Quarto ball, prima base ball per Perazzino. Alla battuta, ora con il numero 53, Pini Romano. Pini Romano, basi piene. Sì, basi piene e mentre Enrico Perazzini è andato basi ball. Pini Romano Pini, ricordiamo l'ultimo uomo del line-up, anche per lui è la quinto turno in battuta. Primo lancio è un ball. Sì. Entra con il secondo lancio con uno strike, un ball e uno strike su Romano Pini sul filo interno. Altro ball, palla alta. Due ball e uno strike il conto. Battuta davanti, bel punto, un RBI valida di Il singolo dell'esterno destro di Pini con un RBI. quarto punto dell'inning. Siamo a 11-1. Ora con il numero 24, Ciacolino Thomas. Tempo chiesto dal manager Dodo Furiassi, non Mimmo, scusatemi, prima vi ho detto Mimmo, ma in realtà è Dodo. Vediamo, sicuramente saranno consigli per un lanciatore che non è di ruolo e non mancanza di fiducia o sostituzione del giovane prospetto. Infatti mano sulla spalla, massima fiducia e via a continuare. Nel box di battuta per la sesta volta Thomas Cifalinò. Ancora, dobbiamo dire, oggi pomeriggio a secco di valide, un out, colpito, punto automatico. Quinto punto dell'inning, prima volta che arriva in base nel pomeriggio. Con il numero 34, Cortesi Iuri.
Yuri Cortesi, sesta apparizione anche per Yuri. Una base ball, una valida, poi una doppia eliminazione, un K e un'eliminazione al volo nella partita pomeridiana. Lancio alto, ball. Palla secondo lancio, ball. Altro ball, terzo ball. Ha cambiato il modo di lanciare, adesso non c'è più. Se continuiamo come prima, forse un po'. Strike. Dopo 3 ball entra con uno strike che Yuri Cortesi guarda. Brava una palla in mezzo al piatto. Dopo 3 ball però normalmente non si gira più. Batte adesso una alta volata, sicuramente volata di sacrificio per spingere Volata di sacrificio il punto. presa al volo da Graziosi con il punto a casa per Azzi. VS con un RBI e questo è il sesto punto dell'inning. Punteggio Alla battuta ora Canuti Thomas. 13-1 nel box. Thomas Canuti, anche lui sesta volta nel box. Palla alta. Secondo lancio è un ball basso, corridori in seconda e prima base. Batte una volata alta a F8. Termina la parte alta dell'ottavo inning con 6 punti e praticamente abbiamo detto 12-1. no, sono 13-1. 6, 13-1.
Parte bassa dell'ottavo inning dallo stadio Sea Gulls di Fano, Sea Gulls, cambio sul monte, esce del Rimini, esce Daniel Muzzarelli, subentra Tommaso Montanari, lanciatore mancino, entra subito con uno strike. Nel box di battuta, altro strike girato, Pietro Negusanti, 2 strike, il conto per Tommaso Montanari e K girato, Strikeout swing primo per Montanari, alla battuta, primo out, Michele Alessandro Micheli, quarta apparizione del box. Gira subito la prima palla in foul, si carica di uno strike il lead-off Alessandro Micheli. Secondo strike sul parte interna dell'area. Sì. Sì, dalla 3/4 lui la lancia. Stavolta è ball, troppo esterna e alta. Un ball, 2 strike, il conto su Alessandro Micheli. E secondo K, strikeout swing 2-3. secondo eliminazione nel box di battuta, il La battuta con il numero 28 Graziosi Simone. prima lanciatore, adesso esterno sinistro Simone Graziosi. Ricordiamo battitore mancino, anche lanciatore mancino. Gira subito il primo lancio, swing, strike dunque. Secondo lancio è ball, la palla di fatto rimbalza prima di arrivare sul guanto del ricevitore. Un ball e uno strike. Strike sul filo interno. Un ball, 2 strike. Sì. Sì. Lui l'aveva vista interna, poi dopo invece gli è andata sul Taglia il piatto, no? Viene da sinistra così. lui se l'era vista quasi addosso. Invece è andato strike. Una bella palla. Non è veloce, ma taglia. Sì. C'ha un effetto curioso. Lasciandola da 3/4 ti taglia il bieco, no? 2 ball, 2 strike. Altro ball, mancino contro mancino, battitore mancino contro lanciatore mancino. L'unico che può batterla è lui. Sì. Eccolo qua, K termina la partita per manifesta al 13-1 e praticamente sì. Noi ci diamo appuntamento per sabato prossimo. No, domenica siamo in trasferta. Domenica in trasferta mi dicono di nuovo. Stessi orari come oggi.
No, non siamo in trasferta perché? Sì, sì. Adesso, Prossima è il 5. Guarda, no, che 5? La prossima non è il 5. siamo in trasferta comunque. Fino al 5 siamo in trasferta. Siamo in trasferta, siamo in trasferta. Aspetta. Battiamo le mani, adesso dico tutto. No, siamo in casa, Posso tramontana. Siamo in casa. Vediamo, Io via Monaco, adesso mi vado a informare meglio